dello sviluppo del settore artigianato e si parlava anche del fattore A, del fattore artigianato da introdurre nelle scuole, si parlava di capitale umano, si parlava di rivoluzione dell'artigianato, quindi oggi siamo veramente molto lieti di averlo qui con noi. Prego, professore. Grazie. Mi sentite? Lucio mi ha introdotto dando un'informazione importante. Io non sono un esperto come chi mi ha preceduto, non sono un esperto di turismo, ho trovato la relazione interessantissima. Io non vengo da quel campo di studio, studio economia aziendale e credo che oggi proveremo a leggere il tema del turismo, il tema dell'artigianato e le sue connessioni con l'industria turistica da un altro punto di vista. A me interessava aprire una prospettiva che mi è stata consegnata, anche ambiziosa. Il titolo che mi è stato affidato è un titolo importante, io l'ho preso molto sul serio. Mi permetto però, perché ho sentito con grandissimo interesse le relazioni che mi ha preceduto, mi permetto di dire che quest'oggi, perlomeno nelle mie intenzioni, poi bisogna capire se riuscirò nell'intento, l'obiettivo non è semplicemente quello di proporvi, suggerire a questa platea un'indicazione legata alla crescita quantitativa del fenomeno turistico, del fenomeno dell'industria, diciamo, del settore dell'artigianato, quanto anche, diciamo, costringerci a riflettere sulle implicazioni qualitative di questo modello di sviluppo, immaginando quella che potrebbe essere una società, uno stile di vita, un modo di stare insieme in un territorio come la Sardegna. Ve lo dico questo, lo metto come preambolo, perché ahimè vengo da una città difficile, io vivo a Venezia. Vengo da una città che è diventata in pochi anni, devo dire la verità, anche ahimè a causa di un aeroporto che funziona benissimo, è diventata ahimè la capitale dell'overtourism. Non c'è un convegno nel mondo che non metta la mia città come capitale dell'overtourism. Non siamo stati in grado minimamente di dominare questo fenomeno. Oggi abbiamo, nessuno sa bene perché non riusciamo più a calcolare le presenze, 30-35 milioni di presenze annuali. Siamo una città che però ha pagato un prezzo enorme per questo. Credo che oggi, se parliamo di artigianato, di attività economiche, di turismo e di una convivenza virtuosa fra queste dimensioni, sia anche permettere, oltre che un dato quantitativo, guardate, veramente interessantissime le slide che abbiamo visto, soprattutto su quei cerchi legati alle traiettorie, all'internazionalizzazione poi di Olbia come destinazione turistica. Stiamo ragionando non solo su una dimensione quantitativa ma anche su una dimensione qualitativa. Come si potrebbe vivere qua? Come immaginiamo uno stile di vita, un modo di convivenza, un'economia, una società? Dico questo anche per introdurre il tema dell'artigianato, che se negli ultimi 10 anni ha avuto un enorme successo, un'enorme rilevanza culturale, è anche perché ha avuto una rilegittimazione sul piano culturale. Io faccio di mestiere il professore, giuro a questa platea che parlerò solo in una slide di libri e di testi, però credo che sia interessante aprire questa conversazione con 3 contributi intellettuali che hanno davvero segnato negli ultimi 10 anni un percorso che ha contribuito a ridefinire l'idea stessa di lavoro artigiano all'interno di quello che chiamiamo il dibattito sul futuro del capitalismo. Il primo libro che voi vedete qui è quello di Richard Sennett. Richard Sennett ha proposto un'idea di lavoro, il lavoro artigiano, come antidoto a una società sempre più finanziarizzata, che ha come risvolto in negativo il tema della flessibilità. È la sua convenzione, è una convenzione che ha avuto un'ampia eco nel dibattito culturale. Oggi noi vediamo la prosecuzione di questo dibattito nella contesa sui rider, per intenderci, no? Che sono l'esempio massimo della flessibilità e per alcuni l'esempio massimo dello sfruttamento. Chi è l'argine? Adesso lasciatemi semplificare all'estremo, per Richard Sennett, chi è l'argine a una deriva di lavoro che tende ad assomigliare pericolosamente al fenomeno dei riders? L'uomo artigiano, che non è solamente colui che lavora, ma anche colui che del lavoro fa un'identità, fa una presenza nel sociale.
Un secondo libro, mi permetto di segnalarlo, di questo Matthew Crawford, un signore che ha lasciato un importante think tank americano a Chicago per aprire la sua officina di manutenzione di motociclette, in particolare di BMW. Queste sono le BMW d'epoca che lui restaura. Un signore che ha avuto un importante, secondo me, ruolo nel ripensare il lavoro artigiano come lavoro della conoscenza. Noi siamo stati subissati nel corso degli ultimi 20 anni da questo dibattito sull'economia come economia della conoscenza. Per chi ha la mia età si ricorda bene il Consiglio di Lisbona, il 2000, tutta questa idea che l'Europa sarebbe dovuta diventare il continente, lo spazio naturale della nuova economia della conoscenza. Dentro questa economia della conoscenza noi mettevamo ricerca e sviluppo, ricerca scientifica, non avevamo inserito un sapere, anche un sapere manuale che contiene intelligenza e contiene capacità di risoluzione dei problemi. Ecco, questo signore raccontando, questo Matthew Crawford, raccontando di lui che aggiusta le motociclette, ci spiega: io risolvo problemi molto di più di quanto stanno facendo in questo stesso istante tanti impiegati, come era lui, che fanno finta di mettere intelligenza nelle loro procedure, ma che in realtà sono parte di una macchina molto più grande di loro che non solo non li fa pensare, ma pure li aliena esattamente tanto quanto la fabbrica della produzione di massa che abbiamo lasciato alle spalle. Ve lo dico anch'io che vivo in un'amministrazione pubblica e un po' penso spesso che questo signore ci aveva azzeccato. Terzo libro, questo di David Gauntlet, Making is Connecting, un aspetto molto interessante. Se oggi noi ripensiamo al tema dell'artigianalità, non è perché la pensiamo in termini di isolamento, quest'idea making is connecting. Immaginiamo che oggi l'artigianalità abbia a che fare con nuove relazioni sociali che sono profondamente legate all'utilizzo delle tecnologie, della rete, del web, dei social. Oggi, se un giovane si avvicina a queste professioni, se un giovane ricalca le orme, i passi di chi magari lo ha preceduto in attività anche di tipo tradizionale, lo fa non per isolarsi dalla società, ma per entrare in contatto con la società grazie a una serie di nuovi strumenti di comunicazione e di relazione. Il profilo che ne emerge è di un artigiano, lasciatemi dire di nuovo, antidoto a una deriva di banalizzazione del lavoro che noi oggi sperimentiamo e di cui discutiamo anche in maniera accesa. Il lavoro artigiano diventa parte di una riflessione più generale a livello internazionale che in Italia, e qui entro un pochino più sullo specifico, però ha dei risvolti terribilmente più importanti, perché per noi la figura dell'artigiano è molto più del riparatore di motociclette, è molto più dell'artigiano artista di cui di solito parliamo, che figura che ovviamente rispetto enormemente, ma che ha a che fare col nostro Made in Italy. Qui 3 luoghi comuni sui quali vi invito a riflettere, non devo sfatare nulla perché non c'è nulla da sfatare, però credo che sia interessante dire, a differenza del dibattito inglese, americano, internazionale in generale, per noi la materia è delicata. Innanzitutto perché per noi artigianalità è intimamente connessa a cultura del progetto, design. Vi ho messo un'immagine iconica qua, Giovanni Sacchi, che è stato il modellista dell'arredo e di molto altro della Brianza, un artigiano storico, un modellista che ha fatto i prototipi di gran parte dei grandi marchi, ma anche di Brion Vega, per chi si ricorda la televisione di Brion Vega, cioè il modello in legno di cirmolo. Qua non, devo dire la verità, bisogna avere una certa età per apprezzare questo tipo di riferimenti. Oggi i modellisti lavorano con le stampanti 3D, con altri strumenti, ma questa grande tradizione della modelleria italiana, della capacità di prototipare, vi ricordo che è all'origine della nostra capacità di produrre in serie molto limitate. Carlo Molteni, uno dei grandi del design italiano, dice: il nostro lavoro non è copiare Ikea, il nostro lavoro, il made in Italy, il design italiano, è fare l'artigiano ben organizzato. Noi abbiamo accettato di fare cucine su misura, mobili su misura, arredi su misura, eccetera, eccetera. Se riusciamo a farlo in maniera competitiva è perché organizziamo un saper fare che è
il risultato di una grande tradizione artigianale che noi abbiamo portato a una scala diversa. Artigianalità in Italia significa anche grandi marchi, grandissime imprese. Vi metto quello che oggi è, adesso mi pare di capire che dicano che sia Ferrari il marchio più noto al mondo. In realtà per Interbrand è Gucci oggi il marchio più a valore finanziario più importante italiano. Qualcuno dirà che non è più italiano, è francese, ma vi ricordo che il gruppo Kering ha la sua sede a Milano. Oggi Gucci ha scommesso non solo su uno stile molto particolare, ma su un'idea di artigianalità a larghissima scala. Scandicci, se voi andate a vedere le statistiche sull'export, Scandicci è una delle aree che in Italia cresce di più in termini di export e di assunzioni, proprio grazie a un'idea di artigianalità che ha incrociato l'idea del lusso. Le nostre grandi imprese hanno a che fare con un'idea di manifattura anche su larga, in alcuni casi larghissima scala. Io ho fatto, devo dirvelo, un lavoro per Gucci nel 2011, Gucci fatturava 3 miliardi di euro, continuava ad assumere pelletteria. Io ho detto, ma ve lo dico in buona fede, faccio l'esempio di chi ha visto i dati dell'aeroporto, del turismo, dei voli. Ho detto 3 miliardi è la soglia massima che noi possiamo raggiungere, non so chi di voi conosce il settore, ma oggi Gucci fattura circa 10 miliardi, per lo stesso identico motivo per cui i voli intercontinentali sono cresciuti, per lo stesso motivo per cui noi oggi allunghiamo la pista dell'aeroporto di Olbia, perché la globalizzazione ha messo in moto un processo di apprezzamento e di riconoscimento di questi marchi proprio perché avevano a che fare con un'idea di artigianalità che il mondo ci invidia. Negli ultimi anni si è parlato moltissimo di industria 4.0, di queste nuove tecnologie che saldano il digitale col manifatturiero. Anche in questo caso abbiamo avuto un elemento di originalità che di nuovo è venuto dal mondo americano, da riviste come Wired, ma come l'Economist, moltissimi, che hanno ripreso quest'idea di nuove tecnologie al servizio di un'idea di lavoro e di produzione a scala, non dico individuale, ma artigianale. Quando il direttore della rivista Wired, Chris Anderson, scrive per la prima volta, 10 anni fa, siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale, immagina come campioni di questa rivoluzione industriale aziende come Local Motors, aziende piccole che fanno automobili su piccoli numeri. Noi oggi diciamo che Local Motors non è un caso di eccellenza perché è fallita. J. Rogers, che era davvero un artigiano dell'automobile, non ha fatto gran fortuna. Ma se noi andiamo a vedere chi sta facendo auto su misura oggi, sono solo gli italiani. Gli italiani sono i campioni del mondo delle auto su misura. Qui voi vedete un'immagine di Lamborghini. L'immagine, se volete, è inappropriata perché questa è una Urus, che è questo SUV, io non sono particolarmente appassionato, ma dovete sapere che nello stabilimento Lamborghini, in metà di questa sala, si costruisce un'auto famosa, si chiama Aventador, che oggi viene prodotta sistematicamente in serie limitate da artigiani. Non c'è una catena, non c'è catena di montaggio, sono delle persone che montano 4 auto al giorno, 2 auto al giorno. Sono numeri piccolissimi che fanno di questi prodotti high-tech una specialità tutta italiana. Design, grandi marchi, high-tech in Italia si saldano attorno a un'idea di artigianalità portata al contemporaneo. Mentre per i nostri amici Richard Sennett il dibattito è, lasciatemi dire, intellettuale, culturale, politico, per noi è materia economica in senso lato. E non è un caso che un attento osservatore dell'industria italiana come Cipolletta dica: noi abbiamo fatto un salto di qualità, noi abbiamo abbandonato il mondo dell'economia di scala, della produzione di massa, dei grandi volumi, e ci siamo concentrati su un nuovo modello manifatturiero, un nuovo modello economico che salda produzione in senso stretto con servizio, marketing e comunicazione con esperienza, e che fa per fare artigiano centrale, il valore chiave. Badate bene che ci riconoscono i francesi, che ci riconoscono i tedeschi. Lasciatemi fare questa sottolineatura: sono i tedeschi che hanno ribattezzato le officine Lamborghini manifattura. Manifattura, non è una fabbrica, è una manifattura Lamborghini, andatevi a vedere. Il marketing io lo trovo abbastanza evocativo, sempre gli stranieri che ci riguardano da fuori ci ridicono chi siamo. Oggi questa economia vale molto.
le statistiche, io sono molto prudente con questi numeri, però se volete un numero che vi dà la Fondazione Simbola, oggi tutto questo vale il 16% del PIL italiano, quindi di quei 1.550 miliardi di valore aggiunto che ogni anno l'Italia è in grado di mettere in campo, un 16% è legato a questa economia del fare, della bellezza e dell'unicità che noi abbiamo saputo sviluppare in maniera sostanziale negli ultimi anni. Dei 500 miliardi di export, una parte molto rilevante è riconducibile a questo tipo di economia. Si può argomentare che alcuni di questi numeri forse sono sovradimensionati. Quello che mi interessa sottolineare è che oggi cultura e artigianato, cultura e saper fare vengono abbinati. Anche in questo caso il passaggio è stato difficile, ma sempre di più noi tendiamo a mettere insieme queste due dimensioni ed è per questo che è legittimato il ragionamento su un'idea di turismo, la scoperta non solo di cultura, mare, eccetera, eccetera, ma anche di una quota di capitale culturale italiano che ha a che fare con la manifattura, così come l'abbiamo descritta. La Sardegna, vengo alla seconda parte del mio ragionamento, su questo dibattito in prima linea. Mi fa piacere che la dirigente della regione venga da Isola, si ritroverà in questi cestini, perché questi cestini sono parte di un'installazione che ha avuto visibilità alla mostra New Craft 2016 della Triennale di Milano. Sono cestini in parte della tradizione, quindi in parte della storia di Isola, in parte ripensati da designer che hanno avuto anche così, diciamo, l'obiettivo di mescolare tecnologia e tradizione sarda. In questo caso la persona che ha seguito questo lavoro è Annalisa Cocco, la cito volentieri perché oltre ad essere un'amica personale di cui sono molto fiero, è anche una persona che ha seguito, con un'altra persona in sala ma poi si presenterà da sola, ha seguito alcune delle manifestazioni che hanno contribuito a rilanciare non l'artigianato sardo ma la cultura dell'artigianato italiano a livello nazionale e internazionale. Non è vero che l'artigianato sardo si è fermato in questi anni, io stesso ho seguito alcuni dei campioni, diciamo, di questo nuovo design saper fare. Vi porto questo esempio di produzione, anche qui stiamo parlando di Cagliari, non di Olbia, so che bisogna stare attenti fra Olbia e però in questo caso è Olbia, è Cagliari. Questo è Stefano Carta Vasconcelos, io ho curato nel 2016 la Maker Fair, che è questa cosa alla Chris Anderson, per tornare indietro dei maker. Il progetto di Stefano Carta Vasconcelos era la prima cucina a taglio laser, cucina leggera, semplicissima, un design estremamente efficace, nata per essere replicata in diverse varianti e sviluppata da artigiani locali. Un progetto estremamente interessante che è stato riconosciuto, partendo dalla Sardegna, è stato riconosciuto con il Blue Ribbon come esempio di design tecnologico pensato per un'artigianalità evoluta. Ho lavorato, qui invece vi parlo di quello che ho fatto io, ho lavorato recentemente sul tema del 4.0, un progetto che ho trovato estremamente interessante con un ITS di Sassari sul tema per esempio dell'agroalimentare. Col caseificio PIN abbiamo fatto questo esperimento di introduzione di sensoristica per la eliminazione di prove distruttive nel pecorino romano, dico una cosa molto tradizionale, abbinata però a nuove tecnologie, un altro esempio di come anche i settori più tradizionali, più artigianali, possono trovare una sponda in tecnologia attivando l'intelligenza e la volontà dei giovani, in particolare in questo caso di giovani degli ITS, che sono questi corsi post diploma professionalizzanti che hanno a che fare con la tecnologia, una tecnologia che in questo caso si salda e contribuisce allo sviluppo dell'artigianalità. Chiudo con un progetto che mi è caro, anche perché l'avevo proposto anch'io a Ikea, ma poi non ero riuscito a farlo, che è stato fatto 1 anno e mezzo fa dallo IED di Cagliari, l'idea di intervenire sui mobili Ikea, su livelli di personalizzazione di mobili Ikea, attraverso un'idea di artigianalità che completa e arricchisce un prodotto altamente standardizzato. In alcuni casi si può immaginare che l'artigianalità si sviluppi attraverso forme di hacking, si direbbe con un termine alla moda, in questo caso artigianalità che interviene su un prodotto che invece è seriale. La serie Sardisca poi ha avuto difficoltà, questi progetti hanno difficoltà a scalare per un solo motivo, volevo dire che il motivo per cui anch'io non sono riuscito a lavorare con Ikea, perché Ikea è ossessionata giustamente dalle cause che possono emergere dal dialogo, dall'interazione con
clienti che non riconoscono processi di certificazione. Questi esperimenti non sono certificati. Se il bambino tira la libreria, gli cade addosso e qualcuno aveva fatto qualche cosa non certificato, il risultato è che poi si pagano cause terribili. Mi sono espresso in maniera molto inappropriata dal punto di vista legale, ma penso che abbiate colto il punto. Quello che è interessante invece è che esiste un'artigianalità che non parte necessariamente dalla materia prima, ma interviene ex post su un tipo di semilavorato che è un prodotto finito per altri. Voi direte è un'eccezione, vi posso garantire che non è così. Oggi tutta la moda andrà nell'idea di refitting. Tutto il nord Europa sta prendendo l'abito che io addosso, lo rimette a posto, lo rivernicia, lasciatemi dire, lo ritaglia, ci mette delle stampe sopra. Ci sono fenomeni oggi di evoluzione del consumo, di evoluzione della produzione che hanno molto a che fare con una cosa come questa. Io stesso sono rimasto stupito nei miei ultimi viaggi da questo punto di vista. Perché vi faccio vedere questa carrellata? Per dirvi che oggi quella tradizione che prima veniva evocata da Isola in poi e che ha avuto grandi testimoni, anche contributi al Salone del Mobile, alla Triennale, oggi è una tradizione su cui far leva. C'è una cultura diffusa, un rispetto, una tradizione che merita di essere rimessa in gioco e diventare parte di quello che è stato chiamato il prodotto. Sarei ancora più ambizioso, un'idea di vivere tipicamente sarda. Su questo mi permetto di fare due passaggi. Possono queste realtà diventare oggetto di, prima ripeto, è stata usata la parola prodotto, diventare esperienza, prodotto da vendere? Io vi porto due casi che secondo me sono interessanti. Uno è questo veneziano, di un'artigianalità molto tradizionale. Chi conosce un po' Venezia sicuramente ne ha sentito parlare o addirittura l'ha visto. Questa è la libreria degli smalti di Orsoni, sono vetri che vengono utilizzati per fare le taselle di mosaico. La Sagrada Famiglia è ricoperta di questa roba qua, fatta a piccoli pezzetti. Orsoni è diventato un'attrazione turistica nel senso più nobile, lasciatemi dire, del termine. Questa è una signora che sta facendo un corso di 3 giorni per imparare a fare il mosaico. Si è portata il suo disegno, c'è una persona che l'aiuta a tagliare le tessere, passa 3 giorni in una stanza che questi signori hanno a disposizione, hanno 6 stanze. L'esperienza del mosaico è esperienza turistica. Ci si può organizzare per fare un'attività di questo tipo. Da questo punto di vista le parole di Usai mi sembrano riflesse in questo tipo di proposta. Potrebbe essere un cestino, potrebbe essere un tappeto, ti insegno in 3 giorni a farlo. Il banchetto di questa signora è a 1,5 metri dal banchetto della signora che da 20 anni taglia il mosaico vetroso. Ovviamente lo taglia con una perizia non commensurabile, ma insomma questa fa in 3 giorni quello che l'altra potrebbe fare in 2 ore, ma questo non è il punto. Uno non paga, no, anzi paga per imparare e starci tempo. Altro esempio che mi sembra interessante oggi è il tema del museo di impresa esperienziale. Questo è il museo Aurora. Le penne stilografiche hanno conosciuto un declino che pochi altri prodotti hanno sperimentato. L'Aurora è una penna che è nata a Torino, nasceva, per chi di nuovo alla mia età si ricorda le Aurora, quelle che si regalavano alla comunione, con incerti successi perché poi si sporcavi le dita, appena potevi le buttavi via. Adesso non le Aurora, che erano ottime penne, ma in genere le penne stilografiche. Aurora è un marchio che è stato rilanciato con grande intensità, con grande successo, anche grazie a un turismo esperienziale che ha un museo, un ristorante e la possibilità di conoscere e fare esperienza di calligrafia con i vari pennini. L'ho fatto anch'io sono ossessionato dalla scrittura a matita, devo dire, ho questa ossessione senile, scrivo solo a matita, ma in quella giornata mi sono divertito anch'io a scrivere con questi pennini, un'esperienza molto bella, molto interessante. Sono sicuro che spazi di questo tipo equivalenti potrebbero essere messi in moto in vari altri contesti. Che cosa ho imparato in questi anni? Che è molto difficile pensare che queste iniziative si moltiplichino da sole. Non è vero. Pochissimi sono gli imprenditori che hanno al loro interno la capacità manifatturiera, la capacità ricettiva, la capacità di comunicazione e oggi la capacità digitale per fare queste operazioni. Pochi. Bisogna iniziare a scommettere su iniziative federative, questo è il mio personale vissuto.
Una delle cose che io ho visto e sperimentato sulla mia pelle è per esempio questa di Milano, che ogni anno ormai organizza un tour, una manifatture aperte, 2 giorni in cui le persone possono conoscere, visitare, sperimentare, apprezzare. Guardate che prima di farli conoscere agli visitatori internazionali, il problema è farli conoscere ai tuoi vicini di casa. Io stesso ho visitato un'altra persona che fa mosaico, vivo metà della mia vita a Milano, ho conosciuto una mosaicista che sta a 100 metri da casa mia proprio grazie al sito internet di queste manifatture aperte che a Milano hanno riscosso un grande successo. Le persone scoprono che c'è della gente che lavora e tantissimi sono gli artigiani che lavorano vicino a casa nostra e che noi abbiamo rimosso dal nostro immaginario e che invece riscopriamo. A una scala più grande vi segnalo questo progetto, che è un progetto di turismo manifatturiero in senso stretto, Open Factory. Molti di questi promotori hanno, diciamo la verità, poi costruito partenariati con medie e grandi imprese, si visitano anche i porti e gli aeroporti per ritornare, sono località turistiche in sé, i porti e gli aeroporti, quello di Venezia per esempio lo conoscono in pochi, sono luoghi chiusi, c'è una sezione dedicata, la vedete qui, proprio ai percorsi dell'artigianalità. Questo è diventato un business, oggi è economia, si può organizzare. Che condizioni oggi facilitano tutto questo? Vi segnalo che oggi, se voi volete vedere, secondo me, uno dei casi federativi più interessanti a livello internazionale, non lo trovate in regioni sparse come il Veneto o altre, o la Sardegna, lo trovate in grandi aree metropolitane. Questo è probabilmente il caso di turismo manifatturiero più efficace che ho visto. Questi sono i Brooklyn Navy Shipyards. Voi andate, pagate pure il biglietto, c'è il pulmino che vi porta in giro. Questi sono i grandi cantieri navali che ospitavano la costruzione delle portaerei fino alla seconda guerra mondiale. Oggi sono spazi manifatturieri di qualità, si fanno i fondali per le trasmissioni radiofoniche e televisive, che poi per gli spettacoli di Broadway, si fanno moda, si fa high tech, e questo è diventato uno spazio, lasciatemi dire, turistico straordinario. C'è anche la King Distillery per chi ha coraggio la mattina di farsi un Moon White, un whisketto. Io l'ho fatto, sono rimasto sul colpo ovviamente, però sono esperienze che oggi mettono in moto non solo, e qua ritorno al discorso di prima, non solo l'esperienza turistica in sé, ma dichiarano l'identità di un quartiere. Brooklyn è diventata l'anima, è sempre stata, ma è ritornata ad essere l'anima manifatturiera di New York, e oggi chi va a vivere a Brooklyn non sceglie questo spazio solo perché è carino, Dumbo, Williamsburg eccetera, ma lo fa anche perché è la capitale di un'idea del fare che assomiglia a quelle idee proposte nei 3 libri qui sopra. Chiudo un minuto su 2 temi che mi sembra ci stiano a cuore. L'indicazione me l'ha data ieri sera Lucio. Come si fa a far funzionare queste cose? Allora, ci sono degli esperti di turismo e voi francamente ne avete di eccellenti. Io mi permetto di fare un passo indietro. Queste cose funzionano se noi abbiamo il coraggio di investire prima di tutto, lasciatemi dire, sul capitale umano. È inutile pensare che queste cose vivranno, prospereranno se noi non investiamo su dei giovani. È impossibile. E noi oggi non solo non investiamo, ma ci stiamo facendo proprio del male. Tutte le statistiche che noi abbiamo a disposizione ci dicono che oggi, nei prossimi 5 anni, noi avremo un deficit tra i 30 e i 40 mila profili professionali mancanti nei settori tipici del Made in Italy, che cercano principalmente queste professionalità. Guardate che non è una stima difficile da fare, si calcolano quelli che vanno in pensione e si aggiungono in più quelli che sono iscritti nelle scuole professionali. La stima è molto semplice perché in un mercato del lavoro come quello italiano pochi che hanno fatto il liceo vanno a fare questo tipo di mestieri per una serie di problemi culturali. Quindi noi sappiamo che ci mancheranno dai 30 ai 40, 45 mila profili ogni anno per i prossimi 5 anni. È dura immaginare di avere un turismo diffuso, un prodotto vivace, se quei pochi che sanno cucire verranno presi e portati direttamente a Milano o a Firenze per fare la moda d'alta qualità. L'investimento è un investimento urgentissimo e richiede il pubblico, l'investimento in capitale umano richiede il pubblico, non c'è altra possibilità.
L'altro tema è il digitale. Io questo lo cito perché ci saranno poi delle esperienze che vengono portate. Oggi tutti ragionano su questi nuovi modelli di impresa che vengono chiamati dalla letteratura economica le piattaforme. Segnalo un aspetto. Noi abbiamo visto Booking, io vengo sempre dalla mia città, Booking e Airbnb partono sempre con le migliori intenzioni. Che bello, facciamo lo sharing, che bello, Booking ci dà la possibilità di utilizzare anche un piccolo gestionale per arricchire la qualità del management dell'impresa turistica. Io che vengo da Venezia vi posso dire che gran parte delle persone che hanno adottato in maniera passiva questo atteggiamento oggi si ritrovano a essere impropriamente dipendenti di Booking e dipendenti di Airbnb. No, adesso non entro, sto usando una parola forzata, nel senso che non c'è nessun livello di dipendenza, nel senso stretto del termine, ma è vero che queste piattaforme hanno una tale forza, una tale intelligenza da, come dire, riorientare comportamenti in maniera sostanziale. Voi sapete che oggi le case si arredano per farle diventare carine su Airbnb, almeno a Venezia si fa così. Le proposte che vi verranno fatte nel corso della mattina di oggi secondo me sono proposte essenziali, perché sono proposte molto più focalizzate su uno schema identitario, su uno schema territoriale, sono piattaforme locali che dobbiamo prendere molto sul serio. Adesso alcune le conosco di persona, o noi prendiamo sul serio questi progetti, o il rischio è che consegniamo armi e bagagli, i nostri prodotti a parti terze. Questo è un qualche cosa che è chiarissimo e non è un caso che città come Barcellona, Parigi, New York e Amsterdam abbiano messo dei limiti che noi oggi in Italia non riusciamo a mettere, in particolare in città turistiche come Venezia. Chiudo, perché ho finito, con una battuta. Io sono partito dandovi un'idea di artigianato, diciamo, un po', se volete, anche un pochino più alta, un pochino più ambiziosa di quello che noi di solito associamo erroneamente a quello all'artigianato artistico, che è una parte minore di un settore minore dell'economia. I miei colleghi di International Management non vedono nemmeno i numeri di questo tipo di attività. Abbiamo detto che questo ingrediente in realtà è un ingrediente essenziale per ben altri comparti, molto più ampi e molto più significativi. Chiudo col punto sul quale ho iniziato. Questi comparti sono anche all'origine di una qualità della vita, di una qualità della società nettamente più alta, nettamente più interessante rispetto a altri modelli centrati o su un terziario tecnologicamente all'avanguardia che genera tutte le disfunzioni che abbiamo visto, o su una manifattura tradizionale fordista legata a economie di scala e a omogeneità nella produzione. La posta in gioco non è genericamente facciamo un po' più soldi e pensiamo a una vita migliore. Il rischio di andare nel folklore è altissimo. Per evitare il folklore, c'è un libro sul Friuli che è molto simile da questo punto di vista alla Sardegna, per evitare Furland, l'idea del Friuli che diventa parco tematico proprietà di una multinazionale, è un libro distopico ma molto divertente. Per evitare quel tipo di deriva abbiamo necessariamente bisogno di quelle innovazioni di cui la Sardegna è già stata ampiamente capace. È su questo invito, suggerimento da veneziano che io chiudo la mia relazione. Grazie.